E allora eccoci rientrati nuovamente in diretta, ultima parte della nostra trasmissione, questa parte che dedichiamo al sonno e ai problemi legati al sonno. Allora io direi che potremmo introdurre questa seconda parte proponendo ai nostri ospiti e anche ai nostri telespettatori un pezzetto di una nota, un passaggio comico, certo, una nota coppia comica, quella di Stanlio e Olio, vediamoli. E ora non addormentarti a nessun costo, finché non mi sveglio. E se la vedi entrare, usa il fucile. Buonanotte. Buonanotte. Ma che stai facendo adesso? Vuoi che quella venga a tagliarmi il collo? No, E allora non ti addormentare. ma io non me ne accorgo quando dormo. È per questo che voglio che tu stia sveglio, così ti accorgi che non stai dormendo. Non posso farci nulla, sognavo che stavo sveglio. Mi sono svegliato e mi sono accorto che dormivo. Ecco, è un pezzo di un film appunto di Stanlio e Olio dove Olio risponde a un annuncio, voleva sposarsi, anzi si sposa con questa donna che è famosa perché poi scopre essere famosa perché uccide il marito, soprattutto quelli che si chiamano Oliver. E allora qui appunto Olio invitava Stanlio a restare sveglio e lui poi alla fine si addormenta, russa, abbiamo visto che russava, e dice stavo dormendo e sognavo che ero sveglio e poi mi sono svegliato e mi sono accorto che stavo dormendo. E quindi torniamo un po' su quello che è il concetto anche iniziale, certo, e che affrontavamo sul sonno, no? Che sul sonno è un uno distacco, dei nostri problemi con i nostri pazienti, perché quando un paziente, ad esempio, si addormenta classicamente davanti alla televisione, resta in quegli stadi di sonno leggero, di cui parlavamo prima, all'inizio del sogno. Cosa è la caratteristica di un sonno leggero? È quello di essere in contatto con la realtà, quindi noi sentiamo ancora i rumori esterni. Perciò molto spesso non ci accorgiamo effettivamente di essere addormentati, anche se a tutti gli effetti è sonno. Questo è uno, per esempio, no, dei classici problemi dei pazienti apnoici che sono assolutamente convinti di stare svegli, e le mogli, quando si tratta dei maschi, regolarmente dicono ma se lei sapesse quanto dorme, lì nascono le liti. Un attimo solo, prima di far intervenire in proposito il dottor Nicetto, volevo proporre questa grafica che abbiamo preparato proprio a proposito di insonnia e di russamento. Vediamo se la regia riesce a proporla. Eccola qua, gli italiani e il sonno, russamento, 40% interessa i maschi, il 24% di donne, e in età mediamente diciamo oltre i 50. Per quanto riguarda le apnee notturne è un 24% maschi e un 9% donne. Ecco, da qui vediamo che sono soprattutto gli uomini che soffrono di questo tipo di problema. Certo, questo è un dato epidemiologico di fatto, le motivazioni sono varie. La principale è che i maschi evidentemente hanno delle strutture del VR superiori diverse dalle donne. Le donne hanno incredibilmente una protezione anche dai loro ormoni, tanto è vero che le donne che hanno le apnee ce l'hanno specie in post-menopausa, fino a che non sono in menopausa di solito hanno poca patologia. E dopo purtroppo nelle apnee c'è anche come uno gestisce la propria vita, cioè se mangia troppo, se diventa sovrappeso, obeso, si abusa d'alcol. Tutti questi sono fattori che favoriscono le apnee, al di là ovviamente delle predisposizioni anatomiche e fisiologiche. Quello è un dato oggettivamente che è percepibile, però oggettivamente probabilmente la percentuale di pazienti che soffrono di apnee e sono sintomatici forse è un pochino più bassa, perché il 24% sono quelli che, se fanno uno studio del sonno, hanno delle apnee più di 5-20 ore,
Quindi effettivamente questi sono dati di prevalenza. Se andiamo a vedere l'effettiva presenza della patologia sintomatica, i valori sono un po' più bassi, ma nonostante questo sono veramente tanti pazienti, tanto è vero che tutti i centri che studiano questi pazienti sono in sofferenza, perché le richieste sono veramente molte. Sono molte perché aumentando la sensibilità a questa patologia, chi ne soffre sa che curare vuol dire vivere più a lungo, perché migliora proprio la sopravvivenza in maniera talmente significativa che se noi andiamo a vedere 3 popolazioni e quindi separiamo chi soffre di apnea da chi non ne soffre, e tra quelli che soffrono di apnea separiamo quelli che si curano e quelli che non si curano, e vediamo le sopravvivenze, chi si cura di apnea paradossalmente vive sicuramente di più di chi ha l'apnea e non si cura, ma anche di chi è normale. Quindi vuol dire che la prevenzione evidentemente della qualità del respiro aiuta sicuramente a prolungare la vita, perché di notte il cuore poi riposa e quindi si ripristina la fisiologia che altrimenti è alterata. Penso che tutti noi abbiamo provato cosa vuol dire dormire male quando magari abbiamo abusato di libagioni o abbiamo bevuto qualcosa di più. Ci si sveglia la mattina che non siamo riposati, indipendentemente dalla presenza o meno dell'apnea. L'ipotiroidismo quanto incide nel sonno? L'ipotiroidismo incide nel senso che favorisce ovviamente un sovrappeso e quindi un deposito di grassi, specie nelle vie aeree superiori, che poi è la causa del collassamento delle vie aeree superiori e quindi poi di questa respirazione ritmica. Degli ometti. Panciucci. Sì, che forse la regia, il professor Nizzetto, il dottor Nizzetto aveva portato anche un'altra immagine che appunto raffigura una serie di uomini di stazza diversa, sì, diciamo così, no? Che è un po' un problema sociale tra l'altro, perché il problema del peso è un problema molto diffuso, soprattutto negli Stati Uniti innanzitutto, ma noi ci stiamo adeguando a quanto pare. Vediamo se la regia riesce a proporcela. Eccoli qua, bravissimi. Diciamo è che questa, qui, no? Sì, è questa qui. Qui possiamo un po' rifarci a quello che abbiamo visto con Stanley Olio. Dei due quello che lo usava era il magro. E in questa serie, incredibilmente, il grande obeso non è un apnoico. Quindi è vero che la sovrappeso, l'obesità incide, però non è l'unico fattore e questo ci spiega quanto complessa è la patologia. E questa qui è la serie proprio tipica, perché tutti direbbero il grande obeso, quello che ha le apnee, invece no. Quello può avere una patologia diversa, può essere un ipoventilante, può avere altre cose, ma non mi addentrerei su cose così specifiche. Cosa vuol dire questo? Che in realtà bisogna pensare che il sonno può essere di cattiva qualità anche quando sei magro, perché ci sono condizioni tipo la microniazia, il palato ogivale, che può colpire ovviamente persone che sono magre e che la qualità del sonno è pessima proprio perché sono pazienti che hanno apnee. E quindi quando c'è sonnolenza, russamento, pause respiratorie, vista del sonno, risvegli con sensazione di non aver riposato bene, nicturia, bisogna pensare a questa patologia, andare dal proprio medico, il quale poi può indirizzare dagli specialisti, perché sappiamo che curare la malattia o non curarla cambia sia la qualità della vita ma soprattutto la sopravvivenza. Per esempio su un Parkinson ci sono delle ricadute, ci sono degli aggravi della patologia del Parkinson. Certamente. O delle patologie di questo tipo, neurologiche. Caspita. Sentiamo il dottor Capuzzo. Sì, magari. No, certamente patologie di tipo neurologico degenerativo di questo tipo influiscono moltissimo su quello che è appunto la capacità anche di coordinare questo distretto orofaringeo e quindi peggiora ulteriormente il quadro di apnea. Quindi Parkinson certamente è un quadro che va attentamente valutato e che aggrava ulteriormente quello che è il quadro di apnea, e certo questo è indubbio. Sì, ma non si aggrava anche il Parkinson? Beh, certo, l'uno aiuta l'altro, certamente, sì. Perché se parliamo di un quadro di sofferenza cerebrale, sì. Certamente anche il Parkinson viene aiutato dall'OSAS a peggiorare la progressione, quindi uno aiuta anche l'altro e viceversa. Dottoressa Cabianca,
In questi casi cosa si può fare? Sempre con questi supporti che possono agevolare la respirazione e soprattutto un sonno tranquillo. Il nome specifico è MAD, che è sempre un acronimo preso dall'inglese e significa apparecchio di avanzamento mandibolare. Sì. E diciamo che appunto molte persone che magari hanno problematiche di vario tipo, o anche ultimamente insomma dei pazienti appunto affetti anche, come diceva lei, fatalità ecco, da qui vediamo lì sono vari tipi, appunto. Vuole spiegarli partendo dal primo in alto a sinistra? Ma allora, ovviamente tutti hanno la stessa funzione, diciamo che cambiano il principio per cui il meccanismo di avanzamento. Ci sono dei pistoni, possono esserci i primi due anni pistoni, degli elastici, una vite anteriore che è il D. Spieghiamo ai telespettatori che sono asportabili queste protesi, sono asportabili, non rimangono là per sempre, uno li indossa la sera, esatto, e se le toglie la mattina. Come detto prima, si indossano la sera e al mattino o quando uno vuole, perché poi alla fine magari anche durante la notte ci sono persone che magari me lo portano per 6 ore e poi si svegliano un po' prima del solito, lo tolgono e fanno l'ultima ora senza, insomma poi uno spieghiamo i vari tipi di protesi. Allora, di base c'è sempre una mascherina, diciamo, in resina che riveste i denti sia sopra che sotto. E poi le due mascherine superiore e inferiore possono essere collegate in diverso modo, perché anche dal mio punto di vista la terapia è fatta in base alla persona, è personalizzata, quindi in base a come sono i denti, sia la salute, diciamo, dentale, in base alle arcate, perché ci possono essere vari tipi di morso e quindi ci possono essere vari tipi di apparecchio per quel morso. Può esserci anche persone che hanno la lingua più grande o meno grande, quindi una persona con una lingua grande non potrà sopportare l'apparecchio, per esempio il D, perché ha un blocco anteriore e quindi la lingua non ci sta in bocca, e quindi questa è una cosa a cui bisogna pensare. E un apparecchio molto facile da mettere può essere indicato nei pazienti che soffrono di apnee e che vengono da me per la cura, che hanno dei problemi magari di manualità, e quindi si decide anche su un apparecchio un po' più semplice da mettere senza particolari problemi, come può essere il C anche, che è abbastanza semplice, e quindi insomma è una cosa... Il C, quello giallo, diciamo. Esatto, insomma, che ha sono degli elastichetti, insomma dopo ci sono, perché gli apparecchi questi qua possono essere anche attivati, perché partono con un certo grado di avanzamento, però la terapia prevede che ci siano anche delle attivazioni, perché il mio obiettivo è ottenere il maggior risultato possibile dal punto di vista appunto di miglioramento dell'apnea o del russamento con il minimo avanzamento, per dare il minimo disturbo al paziente. Quindi partiamo con un avanzamento deciso al momento dell'impresa dell'impronta individuale, e poi in base a come procede la terapia, quello che mi dice il paziente o la moglie o il marito, si decide se avanzare. L'avanzamento può essere fatto o da me in ambulatorio oppure può essere fatto a casa dal paziente secondo lo schema che do io. Se già dal primo momento il paziente mi riferisce al primo controllo, che sono spariti tutti i sintomi, noi teniamo là fermo l'apparecchio in quella posizione, perché diciamo che ce lo teniamo buono per il futuro, perché come tutte le cose, insomma, l'invecchiamento, il tempo passa, i tessuti cedono, e quindi in una posizione che magari in un certo momento può andare bene, dopo qualche anno, 2 o 3 anni, potrebbe essere che inizia a esserci un russamento, e quindi cosa succede? Possiamo, usando lo stesso apparecchio, avanzare e quindi ottenere un maggior avanzamento e la risoluzione della sintomatologia, essendoci tenuti un po' di spazio di salvezza. È una diciamo. protesi che serve negli anni, quindi non occorre cambiarla. Allora, va molto, ce ne sono di vari tipi, varie reside, cambia un pochino. Quelle diciamo un po' più resistenti possono durare qualche anno. Una cosa importante è che questo MAD viene confezionato e viene presa l'impronta sulla situazione dentale di quel momento, che deve essere un'impronta dentale, che serve per bloccare, per fare in modo di costruire l'apparecchio sulla forma dei denti del paziente. E cosa succede? Io
prima di fare l'apparecchio ovviamente valuto la salute dentale, la salute orale del paziente, perché i denti devono essere sani e devono essere in una situazione in cui possono stare per parecchio tempo. Certo. E se per caso durante il trattamento, mentre il paziente ha l'apparecchio, succede qualcosa, un dente si rompe, viene fuori un delle problema, carie, delle protesi aggiuntive. Esatto, e bisogna modificare qualcosa nella bocca del paziente, il dentista deve modificare qualcosa, l'apparecchio non andrà più bene, quindi può essere modificato o in certi casi, se i cambiamenti, i lavori protesici fatti in bocca del paziente sono abbastanza importanti, bisognerà rifare tutto l'apparecchio. Ecco, per i nostri telespettatori questo tipo di protesi viene naturalmente, è gratuita, viene passata? No, questa purtroppo no, perché non è considerata LEA come invece la CPAP. L'apparecchio, questi apparecchi, questi MAD, possono essere fatti allora, attualmente in ospedale con una lista d'attesa un po' lunga, perché non essendo considerati LEA, sia LEA sono praticamente dei livelli essenziali di assistenza, quindi cosa vuol dire? In ospedale hanno la priorità i pazienti bisognosi. Diciamo che nell'ambulatorio dentistico ci sono delle regole a parte e i pazienti con queste problematiche non sono considerati LEA per l'ambulatorio dentistico ospedaliero, quindi vengono messi tra virgolette in coda, quindi vengono fatti ma con una lista d'attesa un po' lunga. Comunque vengono fatti e si paga il ticket per le impronte, insomma per le visite, e il costo dell'apparecchio che viene fatto da un laboratorio esterno, e quindi viene comunque pagato l'apparecchio a pagamento. Ho capito, va bene, ma comunque diciamo che è una strada per evitare un intervento chirurgico qualora questo sia sufficiente a superare quella che è la forma cronica di respirazione faticosa. Assolutamente, c'è da dire sicuramente che i MAD sono efficaci e, come però diceva il dottor Nizzetto, il gold standard, cioè l'unica soluzione sicura al 100% di risolvere i problemi di apnea è la CPAP, che è quello di cui parlava prima. Il problema della CPAP è che magari può non essere accettata da tutti i pazienti, e quindi nei casi meno gravi o dei pazienti gravi che non accettano la CPAP ci può essere la terapia appunto odontoiatrica col MAD, eventualmente se indicato, e appunto diciamo che la nostra fortuna è lavorare in equipe e quindi riusciamo un attimino a vedere qual è la soluzione migliore per quel paziente. Quel paziente ha tutte le possibili strade da scegliere e anche da provare, perché è già successo che ci sono pazienti che iniziano con la CPAP, vedono che proprio non riescono a sopportarla, e allora magari o vanno dal dottor Capuzzo o vengono da me per provare altre alternative. O pazienti che magari vengono da me però vedo che hanno una situazione particolarmente grave e magari insisto io perché provino ulteriormente a intraprendere la terapia con CPAP, insomma, per una loro maggiore sicurezza. Benissimo, noi abbiamo parlato di protesi e di interventi, ma poi l'insonnia, c'è anche un'insonnia che riguarda solo il sistema nervoso e quindi disturbi che arrivano da stress della vita, da tutta una serie di fattori. E cosa consiglia, dottoressa Chinaglia, per superare questi stress? Quali sono, diciamo, come si presentano queste patologie, eventualmente qualche cosa, qualche consiglio per superarle e come controllare? Capire se stiamo parlando veramente di insonnia, perché insonnia significa, come dicevamo prima, avere fatica ad addormentarsi, risvegli durante la notte, svegliarsi al mattino presto, ma anche delle ricadute durante il giorno. Cioè, il paziente deve come minimo rendersi conto che il suo sonno non è buono e avere sintomi vari che possono andare dal mal di testa, dall'irritabilità, dall'essere meno pronto nei propri riflessi, ecco, con una consapevolezza quindi che il problema ci sia. Questo purché il paziente dorma in un ambiente confortevole
quindi non troppo caldo, non troppo freddo, con un materasso Confortevole, buono. diciamo, diamo dei parametri. Allora, la temperatura che viene indicata come temperatura ideale, e c'è naturalmente una ragione, è quella dei 17-18 gradi. Questo perché durante la notte la nostra temperatura corporea scende. Se la temperatura esterna è superiore a quella diciamo corporea, finiremo per percepirla come fastidiosa. Allo stesso modo è chiaro che la necessità... il sonno, la temperatura, se uno suda di notte... e turba il sonno. Sì, sicuramente sì, sicuramente sì. Non tanto il fatto di sudare, quanto appunto di venire mantenuto ad una temperatura superiore a quella che il proprio corpo invece deve raggiungere. E è importante che l'ambiente, ad esempio, sia silenzioso, perché il continuo ripresentarsi di rumori porta un po' alla stessa situazione delle apnee che diceva il dottor Nizzetto, cioè non riusciamo ad approfondire il nostro sonno, perché non tutte le fasi del sonno, attenzione, hanno la stessa importanza per la salute. Ce ne sono due fondamentali. La più importante di tutte è il sonno profondo, che è la fase N3 che mostravamo prima, perché è quella che interviene nella maggior parte dei processi di pulizia delle cellule neuronali e anche per certi aspetti nel creare delle nuove vie di comunicazione tra le cellule del cervello, che si preparano al nuovo giorno e si preparano quindi a colloquiare anche in maniera diversa tra di loro. L'altra fase importante, anche sia per i processi della memoria ma anche per quelle valvole di scarico delle emozioni, che ci riporta un pochino al discorso del nostro filmato iniziale di Albertazzi, è la fase del sonno dei sogni. Ecco, queste fasi per avvenire dobbiamo facilitarle e favorirle con quello che abbiamo detto, quindi un sonno in un ambiente confortevole, non solo, ma anche un sonno che avvenga avendo davanti a sé un numero sufficiente di ore per dormire, perché uno dei problemi principali, ed è attualmente statisticamente la prima causa di sonnolenza diurna, è il debito di sonno, cioè persone che per ragioni diverse dormono meno di quanto dovrebbero fare. Ecco, mi scusi se la interrompo, ma ascoltandola mi viene in mente una delle situazioni molto frequenti negli ultimi anni sono i lavoratori per turni, fanno i lavori, quindi non hanno la possibilità di avere un ritmo di sonno che sia sempre uguale, allo stesso giorno, alla stessa ora. Ecco, per queste persone qui le famose 8 ore di sonno sono un sogno. Beh, allora, intanto diciamo una piccola cosa, ognuno di noi ha un fabbisogno personale, dettato da quell'aspetto genetico che dicevamo prima. Come faccio io a capire se ho soddisfatto il mio fabbisogno? Mi sveglio bella riposata. Se non mi sveglio bella riposata, sicuramente c'è qualche cosa che non va. Quindi questa è la prima cosa. Infatti la domanda in questi casi che faccio sempre ai miei pazienti è: ma scusi, se lei è in vacanza ha ancora sonnolenza durante il giorno? Quando mi sento rispondere che in vacanza non hanno sonnolenza, è chiaro che siamo di fronte a un sonno che non è sufficiente, per quella persona. Ecco, adesso ho perso il filo, però la domanda faceva i lavoratori per turni, chi lavora per turni. Allora, quindi... i lavoratori turnisti non sono tutti quanti a rischio allo stesso modo, perché c'è turno e turno. Il turno, per non danneggiare il nostro sonno, deve essere un turno che segue l'andamento orario delle 24 ore, cioè i turnisti che fanno prima mattino, poi pomeriggio e poi la notte riescono maggiormente ad adattare il sonno alle proprie esigenze senza risentirne troppo. Quindi questa è la prima cosa, l'adattamento al turno. Seconda cosa è il numero di anni
nei quali questa attività viene esercitata. Generalmente sopra i 10 anni sono maggiori i problemi di sonno. E la terza sono alcune regole molto semplici nel cercare proprio di favorire il sonno durante il giorno, quindi cercare di adattare gli addormentamenti, le ore di sonno a un ritmo comunque naturale, sfruttando quelle che sono le cosiddette porte del sonno. Noi abbiamo dei momenti nel quali il nostro cervello è predisposto a dormire. Quali sono? Il momento della pennichella, il dopo pranzo. E poi naturalmente la notte. Quindi cercare di dormire, ad esempio, smontando già il mattino dalla notte, anziché riposare al pomeriggio un pochino per poi dormire la notte, è già molto diverso. Se io vado a dormire al mattino faccio qualche cosa che è contro natura, quindi molte persone non riescono ad avere un buon sonno, stiamo sempre parlando appunto di turnisti, perché scelgono magari il momento meno propizio. Ecco, quanto incide l'alimentazione serale sul sonno? Incide molto, soprattutto sui pazienti che soffrono di insonnia. Certamente sì, in alcune sindromi poi in maniera particolare, come ad esempio la sindrome della plenottura, ma non solo, anche ad esempio in alcune forme di insonnia cronica, tra cui una particolare che si chiama sindrome delle gambe senza riposo, che è un'insonnia che è accompagnata in determinati periodi da un impulso irrefrenabile serale a muovere le gambe. Ecco, in queste situazioni per esempio i pazienti molto spesso risentono di un'alimentazione particolarmente pesante o ricca di proteine alla sera. Quindi si ripercuote sul movimento delle gambe? Si ripercuote sull'insonnia. Si chiama sindrome delle gambe senza riposo, ma è un disturbo che è caratterizzato sostanzialmente da un'insonnia e a volte dal fastidio alle gambe. Quindi bisogna misurare l'alimentazione serale. Sì, essere pacchi possibilmente sì. Ecco, un consiglio psicologico per riuscire ad addormentarsi quando si è un po' tesi, un po' così, un po' fuori. Cercare sempre di creare uno spazio che vada a separare la nostra giornata dal momento in cui andiamo a letto. I pensieri devono stare fuori. Ma come si fa a cacciare i pensieri? Come si fa? Allora, uno per esempio, prima di tutto diciamo una cosa, quando parlavamo prima infatti delle terapie e dicevo non ci sono solo farmaci, è proprio perché ci sono anche dei percorsi di psicoterapia breve che insegnano proprio queste cose, che insegnano come separare quando noi non riusciamo a liberarci facilmente. Cioè non riusciamo a liberarci facilmente dei pensieri, certo, non solo, perché poi non solo non ci addormentiamo, ma in quel caso lì ce li portiamo dentro al sonno e quindi pur dormendo il nostro sonno è un sonno denso di pensieri, tutto un dormiveglia, per cui le persone poi si svegliano non riposate pur avendo in realtà dormito, sono convinte di aver dormito molto meno del necessario proprio perché il loro sonno è pieno di pensieri. Quindi trovare delle tecniche di rilassamento significa sostanzialmente riuscire a fare qualche cosa che ci piace e che ci permette di separare, che può essere guardare la televisione, che può essere leggere un libro, ascoltare della buona musica, fare una passeggiata. Ci sono delle cose però invece che sono altamente sconsigliate, che sono le attività fisiche serali, mai fare un'attività fisica intensa dopo le 20, le attività mentali lo stesso impegnative non andrebbero mai svolte, proprio perché ci impediscono questo graduale lasciarsi andare. Ecco, io posso dare un suggerimento? Prego. No. Posso dare un suggerimento? Sì. Quando c'è un pensiero che è ricorrente e tende a non far dormire, bisogna concentrarsi sul proprio organismo. Cioè, per esempio, pensare al rilassamento cominciando dalla punta dei piedi e tornando su. Rilassando i piedi e percependo la presenza dei piedi e poi delle gambe e via via le ginocchia eccetera, sicuramente questo aiuta perché allontana quello che è l'ossessione di un pensiero ricorrente e invece viene più, diciamo, concentrato il pensiero sull'organismo e sicuramente consiglio ai nostri telespettatori questo tipo di terapia poco invasiva che può portare al sonno.
Certo, avevo un'ultima curiosità che prima avevo accennato, cioè quello della posizione del sonno, quando ci addormentiamo, no? Se dobbiamo stare a pancia in su, di fianco, dottor Nizzetto, c'è qualche... anche per respirare meglio magari, certo. no? Il cuscino deve essere alto, deve essere basso? Allora, lì dobbiamo distinguere questo, se uno soffre di apnee, e quindi il problema è dell'ostruzione delle vie aeree alte, dormire a pancia all'aria, posizione prona, le favorisce. E ci sono anche patologie apnoiche che sono strettamente posizionali e quindi incredibilmente obbligando i pazienti a dormire sul fianco o a pancia in giù gli risolve il problema, proprio per una questione anatomica e fisiologica. Allora in quel caso lì si consiglia a chi soffre di apnea di riposare sul fianco. Ci sono varie tecniche, qualcuno ha inventato degli strani arnesi che vengono posizionati e che danno o delle piccole scosse o dei piccoli segnali rumorosi per avvisare quando si spostano, in modo da obbligare, però oggettivamente qualche volta sono più disturbanti che positivi. E in realtà la tecnica migliore è la pallina da tennis, che è una cosa molto poco costosa, va posizionata in mezzo alle scapole e obbliga invariabilmente a dormire di fianco, perché come ti giri c'è qualcosa che ti ammacca. E io lo consiglio, la terapia posizionale lo fanno le mogli, posizionano un sacchettino con la pallina nella posizione giusta. E in realtà mi dicevano il cuscino più alto. Il cuscino più alto può essere utile se uno soffre di reflusso. Il reflusso è una patologia abbastanza frequente, il reflusso gastroesofageo, e quindi il ritorno dell'acido che invariabilmente è più presente di notte per una questione proprio di gravità. E in quel caso lì dormire reclinati, dormire un pochino semiseduti, riduce il reflusso, quindi riduce un fattore irritante delle vie aeree superiori che potenzialmente poi impatta sul russamento e quindi invariabilmente anche sulle apnee. Ecco, mi vengono in mente queste due situazioni, se i colleghi hanno altre idee. Non so, il dottor Capuzzo magari, no, visto che anche lei... C'è il night shift, sì. una specie di gonfiabili, ecco, una specie di salvagenti che si mettono o attorno alla pancia o sul collo, e in base alla posizione che la persona assume durante il sonno si gonfiano in un modo o nell'altro e costringendo, cioè inducendo la persona a mettersi su quel fianco. Quindi questa è si chiamano night shift. Sì. Comunque sono tutte tecniche che deve indicare il medico, chiaramente. Sì, no? sì, sono tutte tecniche. Questo dà l'idea di quanto sia importante il sonno, che spesso viene sottovalutato, sopportato, dice no, ho dormito stanotte, non riesco a dormire, eccetera, però si tira avanti e invece diventa una patologia che può essere grave. Allora, a conclusione del nostro percorso scientifico sul sonno, partiamo dalla dottoressa Cabianca. Cosa consiglierebbe ai nostri telespettatori? Allora, il consiglio è sicuramente, seguire le indicazioni per una buona igiene del sonno date prima dalla dottoressa Chinaglia per favorire il miglior riposo possibile. E nel caso ci fossero dei dubbi sulla qualità del sonno, non lasciar passare troppo tempo, iniziare subito a indagare, perché ovviamente prima si interviene è meglio. Bene, dottor Capuzzo? Sì, ecco, affidarsi a personale esperto e a centri accreditati che appunto danno una maggior garanzia di poter sviscerare meglio il problema e poter proporre soluzioni sartoriali, appunto. Ecco. Quindi mirate sul paziente. Dottor Nizzetto? Beh, io consiglierei un adeguato stile di vita in primis, e quindi se sei sovrappeso cerca di dimagrire, se fai poca attività fisica fai attività fisica, se eccedi nell'uso degli alcolici non usarli, specie la sera, e non usare neanche in maniera esagerata gli ipnotici sedativi, sì, perché paradossalmente se soffri di apnee quelli li aumentano, quindi pensi di dormire meglio, in realtà ti fanno dormire sempre peggio, e stiamo parlando sempre di una patologia apnoica. Sì. Ecco. Questi sono dei consigli semplici
è ovvio, e qualora ci fossero dei sintomi sospetti conviene rivolgersi presso un centro specializzato. Perché curare la malattia o non curarla impatta in maniera significativa sia nella qualità di vita e quindi nella vita di relazione, perché ovviamente dormire male vuol dire anche avere più depressione, più irritabilità, eccetera, sia sul discorso ovviamente prevenzione della salute e quindi sul danno cardiovascolare, e quindi ricordarsi che dormire bene è fondamentale. Dottoressa, a lei l'ardua sentenza. Non giocare mai col proprio sonno, non comprimerlo mai, rispettare questa necessità, non viverlo come un qualche cosa di superfluo. Certo, come una perdita di tempo. Come una perdita di tempo e come l'unica cosa che possiamo tagliare, perché non riusciamo più a incasellare tutti i nostri impegni. Non è certo tagliando il sonno, perché vedete, ecco, forse una cosa che non abbiamo avuto il tempo di dire è l'Italia è l'unico paese europeo nel quale non esiste una scuola di specialità in medicina del sonno. Quindi tutti i percorsi che abbiamo fatto noi non sono percorsi all'interno della nostra formazione di medici universitari. Addirittura non c'è nemmeno la scuola di specialità di neurologia, per dirvi, né nella scuola di specialità di psichiatria, per parlare della mia branca. Quindi qual è la ricaduta di tutto questo? È che di sonno se ne parla troppo poco, adesso direi che comincia a esserci una certa sensibilità, ma non sempre se ne parla con le dovute informazioni, a partire da quelle più semplici. Rispettate il vostro sonno. Certo. Bene. Bene, allora ci fermiamo qui, Ermanno. Ci fermiamo qui e anticipiamo un po' quelli che sono gli eventi delle prossime trasmissioni. Stiamo facendo una attenta ricerca sulla TAV, motivi per cui sarebbe o non sarebbe necessario farla, e ce ne sono molti e sono documentati, solo che spesso sulle grandi riviste si affronta il problema in forma polemica e non in forma concreta, e quindi vale la pena fare questo buco nella montagna per far passare che cosa, oppure questo investimento che diventerebbe produttivo, eventualmente dovrebbe dare una resa a distanza di 40 anni, non vale la pena impegnarlo invece in opere come per esempio l'Aquila, no? Visto che Notre-Dame de Paris hanno già raccolto quasi 1 miliardo di euro, l'Aquila quanto sono? È un decennio che soffre, ed è una città che ha dato la luce a Celestino V, a dei papi famosi, e ha una storia che è millenaria, però quella non ha spaventato nessuno. Notre-Dame de Paris sì. Allora forse è un concetto, è una percezione della realtà strana, e invece dobbiamo cambiare questo tipo di informazione. Poi abbiamo dei porti da fare, ci sono i cinesi che dicono vi portiamo le cose, fate questi porti, se no li facciamo noi, così regaliamo anche i porti ai cinesi. Ecco, queste sono le argomentazioni. E poi l'inquinamento, adesso abbiamo rilevato fonti di inquinamento nel Veneto, quindi la terra di fuochi si è spostata a nord, visto che noi disprezziamo sempre la terra di fuochi degli altri, ci siamo anche noi, e parleremo anche di questo con un testimonio molto importante. Certo, bene. Allora, innanzitutto ringrazio il dottor Emanuele Nizzetto per essere stato qua con noi, grazie alla dottoressa Giorgia Chinaglia, grazie al dottor Paolo Capuzzo e grazie alla dottoressa Alice Cabianca per la presenza qua in studio. Ovviamente da parte mia, ma penso anche da parte dell'editore, gli auguri di una serena Pasqua con i vostri cari, un augurio un augurio che va anche ai telespettatori, soprattutto ai telespettatori che gentilmente ci seguono, e speriamo che continuino a seguirci. Certo, vi auguriamo una buona notte questa sera, che abbiamo fatto tardi parlando di sonno, adesso è ora di dormire. Buonanotte a tutti, venerdì prossimo TV7 Match, arrivederci.